Non solo schiamazzi, lanci di bottiglie risse, ma anche approvvigionamento e spaccio di droga in piazza Perugino. Il fenomeno è all'origine anche degli episodi di regolamenti di conti in passato. Bastano rotonde e limiti di velocità a rendere la statale 55 meno pericolosa? Il giorno dopo la morte dei due giovani motociclisti, le considerazioni di Moretti del PD e del sindaco di Gorizia, Ziberna. Pentola in cui bollono esseri umani non è il peggiore tra l'ondata di attacchi social al nuovo monumento alle foibe. La risposta della segretaria della Lega Rabaccio: amarezza e dispiacere. Dureranno sino a fine giugno i lavori all'ingresso del castello di Miramare che congestionano l'accesso. Il direttore Comis al lavoro per le possibili alternative. Grande successo per il Triveneto Meeting di Atletica Campo Cologna, vittoria nei 100 metri del keniano Ferdinand Omanyala e nei 110 ostacoli della triestina Nicla Mosetti. Buonasera e buona domenica a tutti i nostri telespettatori e telespettatrici. Non solo disturbo della quiete pubblica e fenomeni di violenza, ma c'è anche lo spaccio di droga tra i fenomeni criminali che interessano piazza Perugino. Ancora una volta le immagini dei residenti in zona. Non solo schiamazzi, lanci di bottiglie di vetro, discoteche improvvisate in strada e risse, ma un punto di riferimento per lo spaccio al minuto. E questo è il nuovo fronte legato alla microcriminalità che ha messo in allarme le forze di polizia. Nottetempo, buste di sostanze passano di mano, pare da uno o più soggetti che controllano il traffico agli spacciatori al dettaglio. Ed ecco che diversi episodi del passato paiono attribuibili proprio ai regolamenti di conti relativi al giro di stupefacenti. Si segnalano pure ripetuti passaggi nei bar della zona con il cane antidroga e interventi notturni legati anche alle altre segnalazioni per stroncare il traffico. Una cosa è certa, i residenti giorno dopo giorno assistono al degrado della zona che durante l'estate diventa teatro di fenomeni che vanno dal disturbo della quiete pubblica alla microcriminalità e, ancora una volta, chiedono attraverso Tele4 una vigilanza fissa notturna per evitare di rivivere gli episodi del passato recente in un quadro complessivo che, ci è stato rimarcato più volte, ha portato anche a una netta svalutazione immobiliare della zona, un macigno per chi vorrebbe trasferirsi altrove ma non naviga certo nell'oro. Allora, proprio riguardo la serie di servizi di Tele4 su piazza Perugino, interviene su questo Idea Giuliana che dice: pur consapevoli che non è la soluzione definitiva, condividiamo la richiesta dei residenti per un presidio fisso notturno di piazza Perugino, apprezziamo gli interventi e l'incremento delle forze dell'ordine e il lavoro della polizia locale, ma evidentemente non basta, sostiene Giorgio Cecco, esponente appunto di Idea Giuliana. Riceviamo molte di queste richieste dai cittadini esasperati. Già un anno fa avevamo fatto una mozione che è stata approvata dal Consiglio in quinta circoscrizione per attenzionare e trovare soluzioni su piazza Perugino. Proseguiamo come rendere la statale 55, il cosiddetto vallone, meno pericoloso, come limitare la velocità dei veicoli, specie in orario notturno, domande che si stanno facendo in molti il giorno dopo la morte dei due giovani isontini scontratisi frontalmente con le loro moto all'altezza di Gabria. L'incidente di venerdì sera che ha coinvolto due motociclisti di Doberdo del Lago e Gorizia, oltre ad aver lasciato nel lutto, nel dolore, quelle due comunità, riporta alla ribalta l'assoluta urgenza di definire quanto prima la sistemazione e la messa in sicurezza della statale del Vallone. Così Diego Moretti, consigliere regionale del PD, il giorno dopo la tragica morte del 25enne goriziano Lorenzo Valentini e del 24enne Ian Bensa di Doberdo del Lago, scontratisi frontalmente con le loro moto sul vallone di Gorizia all'altezza della frazione di Gabria. Mentre due comunità sconvolte per la morte dei due ragazzi vivono un momento di dolore inimmaginabile, non si può non interrogarsi dopo l'ennesimo incidente mortale lungo quella strada, la statale 55, su cosa si possa fare per renderla più sicura. Riprendere il progetto che già ANAS ha predisposto e dare assolutamente l'accelerata è assolutamente necessario, perché ne va della sicurezza dei motociclisti e degli automobilisti che frequentano una strada così importante per il collegamento tra Trieste e Gorizia.
Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, sottolinea come siano in corso di realizzazione 5 rotonde in prossimità dei rispettivi incroci e innesti della statale, interventi che, spiega il primo cittadino, comporteranno un rallentamento della velocità, già oggi in larga parte con limite a 70 all'ora. Arteria peraltro di recente riasfaltata che, con le sue curve e controcurve, è molto apprezzata dai motociclisti. Il problema è, indipendentemente dalla dinamica del singolo sinistro e dal possibile malore o attraversamento di animali selvatici, come fare in modo che ci si vada meno pesante con l'acceleratore, cioè la causa principale della gran parte degli incidenti. Forse degli autovelox fissi anche in orario notturno potrebbero disincentivare chi corre troppo, per quanto possa non piacere ai più. Non possiamo non ipotizzarlo di fronte all'ennesima tragedia della strada che ha portato via alle loro famiglie 2 giovani nel fiore degli anni. E con la cronaca torniamo a Trieste. Un 34enne di origine pakistana è stato investito in via Flavia all'altezza del megastore Poltrone Sofà mentre stava attraversando le strisce pedonali. L'incidente è avvenuto attorno alle 11, l'uomo è stato investito da una Fiat Panda con alla guida una donna. Sul posto ambulanza e automedica. Il 34enne, che in un primo momento ha perso conoscenza dopo essere stato sbalzato sull'asfalto, ha riportato un trauma cranico e facciale, è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Catinara. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. La via è rimasta chiusa in direzione Trieste per circa 3/4 d'ora con la polizia locale a regolare il traffico. Polemica sul nuovo monumento alle foibe. Leggere definizioni come capsula distopica, pentola dove bollono esseri umani, incubatrice umana, fino ad arrivare a riferimento alle cannonate di T-34 rivolto al nuovo monumento dedicato alla memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, lascia un profondo senso di amarezza. Così la neosegretaria provinciale della Lega, Pamela Rabaccio, relativamente a quanto apparso nei post Facebook del gruppo Trieste NGO. La sentiamo. Raffica di interventi e commenti negativi e offensivi nei confronti del nuovo monumento dedicato alle vittime delle foibe in largo Panfili a Trieste. Su questo argomento è intervenuta questa mattina la nuova segretaria provinciale della Lega, Pamela Rabaccio, per dire cosa? Che sono molto dispiaciuta per i commenti che ci sono stati su alcune pagine Facebook, in particolare una di un gruppo organizzato politico dove hanno un po' esagerato con le critiche negative. Sia chiaro che la critica, se costruttiva, è sempre ben accetta, però quando si parla davanti a drammi di questa entità, delle definizioni come pentola dove bollono corpi umani non possono passare sotto traccia e vanno ribattuti proprio per dare dignità all'opera e a tutte quante le realtà istituzionali che si sono adoperate per l'installazione. Che intenzione avete? Anche perché chiaramente quello che si scrive sui social può avere un risvolto penale. Beh, chiaramente io parlo per quanto riguarda il mio movimento, perché è corretto prendere una posizione non solo istituzionale ma anche a livello etico, dopodiché sicuramente faranno le adeguate mosse gli organizzatori. Allora, non si concluderanno prima della fine di giugno i lavori in corso lungo l'accesso principale al castello e al parco di Miramare. Il direttore Guido Comis ribadisce di essere al lavoro per un sistema alternativo che funzionerà anche dopo la fine degli interventi. Si è occupato del tema Umberto Bosazzi. C'è un problema sotto gli occhi di tutti quelli triestini o turisti che decidono di recarsi a Miramare. I lavori in corso a partire dall'ingresso che di fatto rendono difficoltoso assai accedervi attraverso la via più nota e più facile. Il direttore della struttura Guido Comis, nel ribadire la data di scadenza degli interventi, non nasconde un certo dispiacere e chissà persino un certo fastidio. Allora diciamo che i lavori che oggi rendono particolarmente faticoso l'ingresso sono lavori PNRR di efficientamento energetico che si concluderanno obbligatoriamente, perché questi sono i termini, entro la fine di giugno, quindi ahimè comunque in parte influiranno anche sull'accessibilità del luogo durante la stagione estiva.
Comis in ogni caso rassicura. Erano indispensabili, quindi abbiamo dovuto farli e li porteremo a termine nei tempi previsti. In tempi non brevi, purtroppo, sarà comunque pronta una soluzione in più per visitare il museo e il parco. Nel frattempo, come saprete, grazie alla collaborazione con la Regione, si sta realizzando l'ascensore che sale da Grignano, quindi dall'anno prossimo ci sarà comunque un'altra agevole via d'accesso. E in ogni caso Miramare non sta con le mani in mano e guarda già ad un futuro che si annuncia più vicino, sempre con l'idea di risolvere il problema dell'accesso. E poi sono allo studio, ma sono allo studio non è un'espressione così detta così genericamente, ma effettivamente stiamo progettando delle soluzioni di trasporto alternativo, perché indubbiamente abbiamo moltissimi visitatori che meritano di essere qui accolti al meglio e quindi non dover faticare per trovare un posto. Navette possibilmente, ma anche luoghi di sosta alternativi. Allora, 73esimo raduno nazionale dei bersaglieri a Lignano, la città balneare dove i fanti piumati accompagnarono gli sfollati del terremoto del Friuli del 76. Un saluto ai fanti piumati, quello rivolto dall'Italia intera a Lignano, la località balneare del Friuli Venezia Giulia, scelta per le manifestazioni del 73esimo raduno dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. Un corpo che celebra un'identità legata alla storia d'Italia con immutato slancio e profondo attaccamento ai valori della Repubblica Italiana. Lo ha scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata. Dalle storiche gesta del Risorgimento agli odierni teatri operativi, sottolinea il Capo dello Stato, i bersaglieri confermano un'altissima professionalità, offrendo nelle missioni internazionali e nel supporto alla sicurezza nazionale un contributo prezioso che li conferma elemento cardine dello strumento militare. Nell'anno in cui ricorre il 50° anniversario del sisma del Friuli, ha detto ancora il Presidente della Repubblica, rinnovo il plauso per la meritoria opera del sodalizio nel raccordare le generazioni e nel salvaguardare un prezioso patrimonio di valori. Alla cerimonia era presente anche l'assessora regionale ai trasporti Cristina Amirante e il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin. Nel 50° anno dal terremoto, quest'anno proprio a Lignano. Perché a Lignano? I bersaglieri sono stati la parte dell'esercito che ha portato qui le persone, gli sfollati, chi non aveva più un tetto sopra la testa, nelle tante case, seconde case messe a disposizione da parte dei proprietari friulani. Credo che il terremoto del Friuli possa in questo momento accomunare questa giornata tra Lignano e i bersaglieri, perché Lignano ha accolto gli sfollati, i bersaglieri erano materialmente a lavorare per dare una mano a persone che avevano perso tutto e aiutare coloro che in qualche modo stavano vivendo una situazione tragica, per cui oggi è un momento di grandissimo ricordo e naturalmente di orgoglio. Doppia smentita circa l'acquisizione del titolo sportivo di A1 di Brescia da parte di Paul Matjasic, in primis da fonti vicine al gruppo Matjasic che respingono le indiscrezioni circolate in queste ore. Il gruppo ribadisce il proprio impegno a contribuire in modo positivo alla crescita e allo sviluppo del basket italiano in uno spirito costruttivo nel pieno rispetto di tutti gli stakeholder coinvolti. Per questo motivo eventuali ulteriori aggiornamenti o comunicazioni anche relativi a squadre non attualmente impegnate nei playoff saranno forniti solo al termine del campionato. Nel frattempo arriva anche la smentita da Brescia. Pallacanestro Brescia rimane a Brescia, comunica la società sportiva della Germani. In vista della prossima stagione abbiamo già firmato 2 giocatori con passaporto italiano e siamo in piena trattativa per un terzo estero. Al termine dei playoff il Consiglio di amministrazione di Pallacanestro Brescia si riunirà per valutare la prossima stagione. E intanto una notizia sul fronte mercato in uscita, perché Mady Sissoko, centro della Pallacanestro Trieste, approda al Real Madrid, che ha appena giocato e perso la finale di Eurolega. Quindi il centro maliano, che bene ha fatto in biancorosso, andrà a rinforzare per i playoff l'organico della squadra di Sergio Scariolo, che ovviamente punta al titolo della ACB, la prima
Lega Spagnola. Dimostrazione operativa dei cani da salvamento e arrivo della traversata delle Tre Nazioni. Sono questi gli appuntamenti che hanno caratterizzato la domenica di Mare Nord-Est, ultima giornata di eventi della Kermesse che abbiamo seguito giorno per giorno. Ultima giornata di eventi per l'Arsegna Mare Nord-Est con le prove di salvamento in mare da parte di questi splendidi cani e poi con l'arrivo della traversata delle Tre Nazioni, la gara internazionale di nuoto in acque libere organizzata appunto per l'evento, competizione con una distanza di 27 km con gli atleti che sono partiti al mattino alle ore 7 dal porticciolo di Salvore per arrivare qui a Trieste nel pomeriggio. Ma andiamo innanzitutto a scoprire questi splendidi cani e i loro padroni. Con Emanuele Esposito della scuola Cani Salvataggio Trieste per parlare del lavoro che si andrà a fare in acqua con questi splendidi amici dell'uomo. Adesso andremo a fare delle prove di salvataggio, quindi un'esibizione in cui metteremo in fila tutta una serie di tecniche. Dall'inizio c'è anche un cucciolo oggi di 7 mesi, quindi facciamo vedere l'approccio al mare di un cucciolo, gli stili di nuoto, gli stili di salvamento, i presidi che noi usiamo, i Baywatch, i classici salvagenti, quelli della serie TV famosa, la tavola da SUP per recuperare una persona fintamente incosciente e poi il divertimento dei tuffi dei nostri cani, chi si tufferà dall'alto, chi sceglierà di scendere le scale e adagiarsi normalmente in acqua. Quindi l'evento di punta della domenica, la terza traversata delle Tre Nazioni, gara di nuoto in acque libere, individuale e staffetta, che ha visto impegnati atlete e atleti provenienti da Italia, Slovenia e Croazia. Una sfida di 27 km con partenza dal porticciolo di Punta Salvore nell'Istria croata e arrivo a Trieste sulla Scala Reale davanti a Piazza Unità. Partenza da Punta Salvore alle 7 di mattina, 27 km, come ci si sente alla fine? Un po' stanchini, come direbbe qualcuno, no, entusiasti perché è una bella manifestazione. Mare Nord-Est lo organizza benissimo, dà un supporto che è meraviglioso. In fondo noi ci dobbiamo soltanto mettere le braccia, quindi si fa volentieri, è bello, è bello. Poi arrivare a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, con i triestini che ti battono le mani, i cani che abbaiano, è fantastico, è meraviglioso. Da dove viene lei? Da Vercelli, apposta, il secondo anno e il prossimo sarà il terzo. Beh, ci si sente molto bene, è stata una giornata di mare, una giornata splendida, di nuoto con un'ottima compagnia con gli amici e di meglio non si poteva chiedere per questa domenica. Una competizione che ha messo in risalto la bellezza del golfo e la capacità dei nuotatori di dare il loro meglio nonostante il moto ondoso, uno spettacolo nello spettacolo che ha accentuato anche la componente sportiva di questa edizione da ricordare di Mare Nord-Est. Si è svolto ieri sul campo di atletica di Cologna il Triveneto Meeting con risultati importanti e tempi importanti sia nei 100 metri che nella 110 ostacoli femminile. Via valido con Ferdinand Maiano nella posizione centrale con Rampazzo che prova a inseguirlo e Seferinis, il campione europeo nel 23 Omagna davanti a Omagna 10-11. Prometteva spettacolo e spettacolo è stato. La 19ª edizione del Triveneto Meeting, Memorial Jack Benvenuti e Giorgia Liberale, ha regalato risultati entusiasmanti. A vincere la prova regina ai 100 metri inserito nella serie Challenger del Continental Tour di World Athletics è stato il grande protagonista della vigilia, Ferdinand Omanyala. Per il keniano successo in 10 secondi e 11 centesimi. Il vincitore dell'ultima gara di Diamond League in Cina ha regolato la concorrenza alle sue spalle, Filippo Randazzo delle Fiamme Gialle, terzo il francese Jeff Arius. Yeah, it was a good run. I win. È stata una buona corsa, sono contento di aver vinto qui. E quanto ai tuoi futuri obiettivi? Sono dentro la stagione, ora abbiamo il Golden Gala la prossima settimana e poi altre 3 tappe importanti di Diamond League. And then 3 more Diamond Leagues in future.
Paradossalmente però il meglio è arrivato dalle batterie delle prove veloci in cui il sudafricano Bayanda Bwalaza, argento olimpico di Parigi 2024 nella 4% con la nazionale sudafricana, ha corso i 100 metri in 10 secondi e 3 centesimi, centrando il record del meeting, ma dovendo poi rinunciare alla finalissima. C'è peccato per Bayanda Bwalaza che aveva la febbre, perché in batteria aveva corso in 10.03 facendo il record della manifestazione, una grande prestazione, poi purtroppo si è dovuto ritirare perché aveva 37,5 di febbre. Nei 100 ostacoli Nicla Mosetti ha iniziato la sua stagione con il piede giusto, il 13 secondi e 7 centesimi della batteria rappresenta il suo secondo miglior tempo di sempre. In finale la triestina ha avuto la meglio con 13 secondi e 16 centesimi sulla norvegese Lovise Andersen e su Veronica Besana, sesta la triestina dei carabinieri Elisa Di Lazzaro, che però ha colpito il terzo ostacolo ed ha perciò perso ritmo. Sì, sono contentissima perché, come dicevo prima, c'è la mia famiglia, ci sono i miei amici, sono a casa e anche, come avevo detto già in conferenza stampa, poter iniziare in una gara di elevato livello, perché comunque il contenuto tecnico era altissimo, con alcune fra le più grandi competitor in Italia, altre da fuori, per cui però farlo a casa il cuore era più leggero, la voglia di fare bene era tanta, però c'era quella tranquillità in più del sapere di essere a casa, quindi sono contentissima. Sportiva Triveneto Trieste, Nicla Mosetti, profeta in patria. Negli 800 metri ha vinto l'australiano campione d'Oceania Peyton Craig, che con 1 minuto 45 secondi e 8 centesimi ha battuto in volata il marocchino Saledin Boussed. Nel salto in alto successo per Marta Moraro dell'aeronautica militare, per lei la misura di 1,85 m, grazie alla quale ha battuto la campionessa nazionale slovena Lia Apostolowski. Grande successo di partecipazione pubblico a Campo Cologna, aspettando di tornare allo Stadio Grezzar per il definitivo salto di qualità. Sì, con il Grezzar sicuramente noi avremo un salto di qualità, 8 corsie, una pista di livello superiore, anche se questo è un bellissimo impianto dove noi ci alleniamo, però il dubbio che il Grezzar, che adesso verrà ristrutturato, darà un quid in più anche per avvicinare atleti in maniera ancora più significativa e ancora più interessante. Bene, tutto per il nostro telegiornale della domenica, restate con noi, restate su Tele4.